Benvenuti, oggi è martedì 23 aprile 2024. Il sole sorge alle 6.15 e tramonta alle 19.42. La luna sorge alle 19.26 e cala alle 5.49. Oggi si celebra San Giorgio. Il nome latino Georgius, composto dai termini ge, terra, e ergon, lavoro, e vuol dire letteralmente contadino, agricoltore. L'onomastico si festeggia in memoria di San Giorgio, il leggendario soldato romano che ha sconfitto il drago. Il 23 aprile è la giornata giusta per celebrare la letteratura. In questo giorno ricordiamo 3 grandi della letteratura mondiale venuti a mancare allo stesso giorno: Garcilaso Inga de la Vega, Miguel de Cervantes e William Shakespeare, che ci hanno lasciato in eredità un patrimonio culturale senza tempo. La giornata mondiale del libro e del diritto d'autore è un'occasione per riflettere sull'importanza dei libri come ponti tra le culture e come strumenti per l'educazione e l'avanzamento della società. John Cena celebra oggi i suoi 47 anni e rimane una delle figure più iconiche del wrestling mondiale. Ha debuttato nel 2000 nella Universal Pro Wrestling sotto il nome di Prototype e ha rapidamente guadagnato popolarità. Nel 2005 ha vinto il suo primo titolo WWE. Cena ha anche avuto successo nel mondo del cinema, recitando in film noti come Fast and Furious e The Suicide Squad. Recentemente ha fatto parlare di sé per essersi presentato nudo agli Oscar. Un episodio simile era avvenuto nel 1974. Gigi Hadid, supermodella di fama internazionale, compie oggi 29 anni. La sua carriera inizia all'età di 2 anni, quando viene scoperta da Paul Marciano. Dopo una pausa durante gli anni scolastici, riprende a lavorare come modella nel 2011, diventando volto di Guess nel 2012. Ha debuttato alla New York Fashion Week nel 2014 e ha posato per grandi marchi, spesso insieme alla sorella Bella. Recentemente è diventata la compagna di Bradley Cooper. Cristiano Malgioglio festeggia i suoi 79 anni. Originario di Ramacca, dopo gli studi in ragioneria inizia la sua carriera musicale, che lo porta al successo nel 1974 con la canzone Ciao cara, come stai?, interpretata da Iva Zanicchi e vincitrice al Festival di Sanremo. Malgioglio ha scritto per molte voci della musica italiana e ha pubblicato il suo primo album come interprete nel 1977. La sua presenza televisiva è stata rafforzata dalla partecipazione a programmi come L'Isola dei Famosi, Tale e Quale Show, rendendolo uno dei personaggi più noti e amati dal pubblico italiano. Il 23 aprile 1946 viene brevettata la Vespa, uno scooter della Piaggio progettato dall'ingegnere aeronautico Corradino D'Ascanio. Questo scooter è uno dei prodotti di disegno industriale più famosi al mondo, più volte utilizzato come simbolo del design italiano. Esposto in moltissimi musei, andrà permanentemente in mostra al MoMA di New York. Avete mai pensato che il vostro amato amico peloso potrebbe influenzare la qualità del vostro sonno? Un recente studio pubblicato su una rivista americana ha portato alla luce alcune scoperte interessanti riguardo il sonno dei padroni di cani e gatti. Se avete un cane potreste trovarvi a fronteggiare maggiori difficoltà nel dormire. E non è tutto. Anche chi ha gatti potrebbe avere le sue sfide, soprattutto una maggiore probabilità di soffrire di crampi notturni alle gambe. Buongiorno ai 12, oggi luna piena in Bilancia. Vediamo cosa accade nello zodiaco. Ariete, oramai è inevitabile prendere visione delle cose, dei vostri sentimenti, di quelli che sono i vostri reali desideri, proprio perché la luna, tra l'altro, stimola la bella Venere e Mercurio a proiettarvi su qualcosa di più concreto e reale e non più immaginato. Ora provate a osservarvi ascoltando bene i vostri sentimenti. Toro, la giornata di oggi vi snobbo un po' a livello planetario, proprio perché non ci sono dinamiche che vi coinvolgono direttamente. È un plenilunio un po' nervoso, confuso, che potreste impiegare nel capire il perché alcuni sentimenti a volte non sono proprio lineari, anche da parte vostra.
Gemelli, la giornata di oggi presenta una splendida luna piena in trigono, una giornata fantastica in cui l'umore, la creatività e il fascino sono assolutamente sovrani. È un momento di grande espansione per voi e dentro maggio toccherete l'apice di tutto questo, ma oggi vi piacete un po' di più e quindi giocate un po' alla seduzione. Cancro, la giornata di oggi è una giornata con una splendida luna piena, un po' nervosa però inquadratura in bilancia e tra l'altro anche Venere e Mercurio non vi sorridono per adesso, per cui probabilmente opterete per cercare delle soluzioni nuove e più varie rispetto a tutta una serie di decisioni da prendere in amore e a casa. Leone, la giornata di oggi è una giornata con una splendida luna piena in terza casa. Anche voi oggi troverete larghi consensi ed è proprio nel confronto e nelle idee che oggi starete bene nel dialogo con i colleghi e i familiari. Oggi siete un po' più affettuosi del solito. Espandetevi. Vergine, una giornata oggi che prevede una luna chiarificatrice che porta finalmente il conflitto affettivo a galla. È arrivato finalmente il momento di prendere delle decisioni importanti in amore, di essere un po' più leggeri al lavoro e occuparvi dei vostri sentimenti. Bilancia, a proposito di sentimenti, voi che siete il segno della coppia e perché bramate un grande amore, ecco che tra una serie di impegni vari e soluzioni da adottare per tutta una serie di impegni e scadenze, oggi troverete che la giornata sarà incredibilmente intrigante per tutto quello che è il gioco seduttivo per i single, mentre invece per le coppie oggi si rinverdisce un po' un amore, c'è bisogno di amare in una maniera diversa. Venere da lontano tenterà di farvelo capire a cavallo di una luna. Scorpione, giornata oggi decisamente interessante anche perché la luna si compie piena in bilancia ma poi transiterà da voi, per cui godrete appieno di questa luna che vi accende, vi riscalda, vi rende sensuali, magnetici, caldi, assolutamente pronti a vivere qualcos'altro. Una luna un po' guaritrice che vi porta comunque una certa leggerezza affettiva. Sagittario, luna decisamente interessante ma anche un po' pensierosa perché propone bene in amore ma a volte emozionalmente forse non si hanno le vibes giuste e sarà proprio un po' nel valutare tutta una serie di frequenze diverse nei vostri sentimenti che la giornata di oggi prenderà corpo. Cercate anche di parlarne con qualcuno per ascoltare e capire meglio quello che provate. Capricorno, giornata interessantissima visto che la luna da dispettosa diventerà in serata un po' più amichevole e oggi vi potrete dare comunque ad un gioco di seduzioni notevole. Anche i Capricorno amano, ricordatevelo, e del resto un periodo così intenso e passionale che non vi stupirà neanche il vostro altalenante umore. Acquario, a proposito di altalene umorali, ecco qua il campione dello zodiaco assieme al Cancro che è campione appunto di tutta una serie di moti ondivaghi dell'anima, ma è proprio quella sensazione un po' marina che Nettuno tenta di inculcare ad un Plutone nei vostri gradi che tenderà a darvi creatività in tutto ciò che ha a che fare con acqua, musica, danza, arte e bellezza. Scatenatevi, oggi potete di tutto, siete più magnetici dello zodiaco. Pesci, la giornata di oggi vede un escamotage decisamente interessante perché la luna, seppur all'inizio giornata non parte bene, in serata invece vi fa un gran regalo e vi mette nelle condizioni di ordinare le vostre emozioni, ma anche di rendervi molto più sicuri di un qualcosa che credevate in sospeso in bilico e che invece prende corpo, forma e sostanza. Il 23 aprile 2005 è online il primo video della storia di YouTube. Il primo video caricato è stato Me at the Zoo, io allo zoo, pubblicato da uno dei fondatori, Jod Karim, alle 23:27 del 23 aprile 2005. Il filmato ha una durata di appena 18 secondi ed è stato girato di fronte alla gabbia degli elefanti dello zoo di San Diego, in California. Oggi affrontiamo un argomento molto importante e sempre più attuale, il burnout.
Ma cos'è esattamente? Il termine burnout viene dall'inglese e significa letteralmente bruciato, esaurito. Si tratta di una sindrome psicologica che spesso colpisce chi lavora a contatto diretto con il pubblico o nelle cosiddette professioni di aiuto come infermieri, medici o assistenti sociali. Questi professionisti possono arrivare a sentirsi completamente svuotati, esauriti, non solo fisicamente ma anche emotivamente. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Oggi ci immergiamo nella vita di Judy Garland. Conosciuta come The Voice, ha catturato i cuori di milioni di persone con il suo talento, debuttando a soli 2 anni. La sua carriera decollò quando a 13 anni la MGM la scelse per recitare al fianco di Mickey Rooney. Ma dietro le luci della ribalta ha combattuto battaglie personali, dalla dipendenza precoce delle droghe, prescrittele in giovane età, alle diete estreme imposte dalla madre. Nonostante queste turbolenze, ha raggiunto vette straordinarie, come la memorabile esibizione alla Carnegie Hall del 1961, che le fruttò 4 Grammy Awards, e il suo amato ruolo in A Star is Born. La sua vita è stata un incredibile mix di trionfi e tragedie, culminato nel tragico epilogo nel 1969, quando Judy ci lasciò prematuramente all'età di 47 anni. Ci lasciamo con la frase del giorno. Il mondo può benissimo fare a meno della letteratura, ma ancor di più può fare a meno dell'uomo. E noi non possiamo fare a meno del nostro appuntamento giornaliero con l'Almanacco, quindi buona giornata, ma vi aspetto domani. Ciao!